Amici e amiche di Sport di Più, buonasera, ben ritrovati questa sera per un nuovo appuntamento di Bar Sport di Più. Siamo in diretta dal Fincato 23 Bike Concept di Borgo Venezia, via Fincato, un negozio di bici, e ovviamente l'argomento sarà bike, bici a 360 gradi, una puntata che fa un po' il seguito a quella che abbiamo trasmesso un mese fa circa con Paola Pezzo. E niente, io lascio la parola all'amico, collega, spalla e aiuto Teo. Ciao Teo, buona serata. Albi, buona serata. Presentiamo gli ospiti. Presentiamo innanzitto il padrone di casa, Michele Zenatti, tecnico allenatore di secondo livello e co-titolare del Fincato 23. Benvenuto Michele. Buonasera a tutti. Buonasera a noi che siamo arrivati salve. Nella tua dimora. E presentiamo, Albi, gli ospiti che abbiamo in collegamento da remoto. Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto. Benvenuta Elisa. Buonasera Elisa. Buonasera. Filippo Rando, è sempre una carica istituzionale, assessore allo sport del Comune di Verona. Benvenuto Filippo. Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Ciao Filippo, grazie a te di essere qui con noi, grazie. Buonasera. E Maurizio Marogna, giornalista, esperto di territorio e di turismo bike. Benvenuto Maurizio. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ciao Maurizio, grazie di essere con noi. Siamo in attesa di Marino Bartoletti, che insomma è un po' l'ospite di un'ora di questa serata, ma mi ha detto che serve un po' in ritardo perché, vabbè, bike, però lui, insomma, quando c'è il calcio, ovviamente deve essere lì presente, quindi sta per collegarsi. Noi intanto però partiamo, perché è importante già contestualizzare questa diretta. Il mondo del bike e della bike in generale in questo periodo, dopo il lockdown, dopo questo periodo di Covid, ha avuto questo botto, diciamo così. Tutti sono andati un po' in bici, Michele, chi più chi meno, hanno riscoperto o scoperto il piacere di andare in bici. Mi fermo un attimo perché vedo che è arrivato Marino, quindi io assolutamente lo farei entrare con noi. Buonasera Marino, ciao. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma sulla collina bolognese la rete fa quello che può. Comunque siamo qua. Vabbè, insomma, dai, grazie mille invece di essere qua con noi. Insomma, ormai è un piacere. Penso che sia anche per te essere qui con queste nostre dirette. Questa sera però sei in una versione un po' particolare, questa sera sei direttore editoriale del progetto Bike, che poi ci spiegherai ovviamente che cos'è, va bene? Va bene, io non mi ricordo più cosa sono effettivamente, comunque stasera farò. Sei un grande giornalista, questo è fuori discussione, sei un grande uomo, però questa sera sei, direttore editoriale di Bike. Mettiamola lì. Intanto io stavo facendo una breve introduzione sulla serata, no? Parliamo di bike a 360 gradi, il periodo Covid ha un po' evidenziato questa voglia di tornare a pedalare o di scoprire il piacere, stavo dicendo, di pedalare, e impennata di vendite di bici, impennata di gente per strada con la bici, insomma questo è l'argomento un po' principale della serata, però prima di entrare nel merito io darei il là a questa diretta con la prima clip. Questa sera doveva essere con noi anche il presidente
della Federciclismo Nazionale, Cordano Dagnoni. Purtroppo insomma, è al Giro d'Italia, quindi non può essere qui con noi. Ho avuto il piacere ieri di intervistarlo e dalla sua intervista ho preso spunto per questa serata. Quindi lancerei il primo video e poi da lì commentiamo e iniziamo questa serata. Grazie. Un momento favorevole per noi perché la pandemia ha fatto riscoprire la bicicletta, o scoprire, non riscoprire a tanti, la bicicletta come uno strumento di benessere, di libertà. E questi nuovi appassionati noi dobbiamo tenerceli stretti, dobbiamo essere capaci di intercettare questa opportunità. E spesso appunto è un ciclismo lento, un ciclismo che si coniuga bene con il turismo, per cui direi in un'unica parola la bike economy, che fa muovere un po' tutto, fa muovere tutta la recettività che abbiamo, fa promuovere il territorio in generale, ma è veramente un movimento che esponenzialmente si sta espandendo. Bike Economy, questo è un po' il sunto e il succo di questa diretta. Io direi subito di partire con Michele. Bike Economy, insomma, c'è stato, insomma, siamo in un negozio di bici, c'è stata questa sensazione tangibile di interesse sulle bike? Ma sulla bike penso che ormai sia riconosciuto il fatto che pubblicamente insomma, è diventata un mezzo di trasporto assolutamente in voga. Dal punto di vista del negozio o comunque della vendita delle bici in genere, perché dopo la bici insomma, si denota su vari fronti, insomma, normalmente viene interpretata come mezzo per lo sport, in realtà la bike adesso sta prendendo tutta un'altra direzione. Per quanto riguarda il negozio, appunto, o i negozianti di bici in genere, c'è stata quell'impennata della sensazione da parte della gente dell'utilizzo, per poi insomma come dire, arrivare al momento che siamo arrivati adesso, nel momento in cui appunto le aziende fabbricanti di bici sono andate in decisa difficoltà, per cui la richiesta in questo momento di bici è enorme, c'è stata appunto una domanda che è superiore all'offerta, e di conseguenza bisogna ammettere che noi negozianti siamo molto contenti da un lato e un po' in difficoltà dall'altro. Un po' un paradosso, no? Certo. C'è tanta richiesta Certo. è poca bici. Quasi una situazione abbastanza un po' assurda da un certo sì, punto di vista. sì. Maurizio, dal tuo punto di vista c'è questa voglia di riscoprire anche il territorio grazie alle bike? Allora, senz'altro c'è la voglia di riscoprire il territorio, come diceva l'altro ospite, e adesso però siamo addosso. Abbiamo dunque, in un anno sono state vendute 1.700.000 biciclette, cioè è una cosa incredibile quante biciclette siano state vendute in questo ultimo anno. E tra l'altro la cosa interessante è che si avvicina la bicicletta, tenendo conto dell'introduzione della bici con la pedalata assistita, anche un target diverso relativo all'età, dai 50 ai 70 anni, che prima magari non si sarebbe avvicinato alla bici in maniera così massiccia. Questo chiaramente può creare qualche problemino adesso nella circolazione, se vogliamo, e dopo magari possiamo affrontarlo in maniera un po' più approfondita, quello che può essere un po' un problema. E la voglia del territorio c'è, la richiesta da parte del turista adesso è legata moltissimo alle attività outdoor e in special modo alla bicicletta. Quindi il turista viene già sul lago e chiede servizi legati al cicloturismo. Ecco, parliamo di cicloturismo più che di altre attività. E sì, è importante definire. Ecco, una cosa importante secondo me è che un lago non è segnalabile, ha bisogno di offrire servizi diversi da spiagge e basta. Senti, Marino, ti faccio una domanda, questo tuo arrivo, dopo andremo ad approfondire, però questo tuo approdare a bike, a questo progetto bike è anche legato a questo, Marino è uscito purtroppo, vabbè, ha problemi di connessione, vabbè.
Andiamo con Elisa. Elisa, questa percezione anche a livello di Regione Veneto, avete avuto sensazione che c'è più richiesta di spazi per circolare in bici? Tu che comunque la utilizzi la bici, perché qualche pedalata te la fai anche tu, ho visto. Beh, allora io sono uno di quegli esempi di persona che ha sempre amato andare in bicicletta, che ovviamente oggi come oggi non ho più la possibilità di prendermi i miei tempi, e 3 anni fa, dopo aver usato casualmente una e-bike, me la sono presa. L'ho presa per girare il Veneto, perché in questi anni comunque negli incontri con i sindaci devo dar atto che più che nuove strade da realizzare, uno delle progetti che i sindaci più richiedono di finanziare sono proprio le piste ciclabili. E io di solito unisco l'utile al dilettevole, e nei fine settimana, quando posso, vado a vedere le piste ciclabili del Veneto per vedere anche un po' come sono tenute e mantenute dai sindaci. Però assolutamente sì, c'è un'esplosione di interesse sia da parte delle amministrazioni che da parte dei cittadini. Teo, c'è anche il discorso sportivo legato ovviamente al mondo bike, no? Esatto, ne avevamo parlato appunto col presidente Dagnoni, che appunto ci ha scattato una fotografia del movimento ciclistico italiano, insomma. Quindi partiamo col video. Il BMX nel particolare è una disciplina bellissima per i bambini, perché consente a un bambino di potersi divertire su queste piste piene di salti e di curve paraboliche, per cui è molto divertente e soprattutto si fa in un ambiente protetto e chiuso. Ma anche fuori strada in generale, per cui parlo del mountain bike, è un'attività che si svolge sempre in luoghi in mezzo alla natura, nei boschi, per cui fuori lontano dal traffico. E per noi ormai rappresenta più della metà dei tesserati per quanto riguarda la parte agonistica, ma dal punto di vista proprio quasi diciamo promozionale è un movimento in grandissima espansione, perché l'appassionato sta più volentieri in mezzo alla natura, lontano dal traffico, piuttosto che magari sulle strade, come sappiamo che noi ciclisti siamo in balia dei pericoli quotidiani. Filippo, appunto, volevo una tua considerazione su quelle parole del presidente Dagnoni. C'è questa volontà, no, di coltivare la passione per le due ruote a livello veronese? Beh, senza dubbio, perché Verona ha sempre dimostrato di essere una città sulle due ruote. Campionati del mondo, recentemente ha organizzato alla BMX Arena il campionato europeo e Coppa del Mondo. Il Giro d'Italia 2 anni fa è approdato in arena, la tappa finale, e il 21 di maggio ci sarà la Ravenna Verona in onore dei 700 anni di Dante. Quindi Verona è una città a forte vocazione ciclistica, e quindi questo ci riempie il cuore, ci riempie il petto d'orgoglio, e noi cerchiamo sempre di essere all'altezza degli eventi che andiamo ad ospitare. Quindi, viva la bicicletta! Anche io mi auguro ai produttori e ai venditori di biciclette di essere sempre in difficoltà, perché vuol dire che la bicicletta è sempre protagonista e che quindi ne guadagna sicuramente la salute, ne guadagna l'ambiente. Quindi vivere in bicicletta, fare della bicicletta la propria passione ha tantissimi lati positivi. Dopo naturalmente sulle strade bisogna essere molto accorti, molto attenti. Gli automobilisti devono avere un occhio di riguardo nei confronti dei ciclisti, e quindi rispettarsi e andare con calma, e tutto fila via liscio, non avere mai fretta. Sì, adesso piccolo, ha scritto Marino Bartoletti che ha dei problemi con la connessione, vediamo se riusciamo a ripristinarla. Noi comunque andiamo avanti. Eventi sportivi, insomma, come ha detto l'assessore Rando, Verona è insomma un po' un esempio sotto questo punto di vista, ma non solo su strada, anche fuori strada. Non mi viene da ricordare le Cine Legend piuttosto di altri eventi importanti. Ma sì, io ho avuto il piacere di partecipare all'organizzazione di varie manifestazioni
e in particolare manifestazioni del fuoristrada, insomma, per cui gli amici di BMX, va bene, insomma, sono molto conosciuti, l'ha ricordato anche prima nell'intervista, ma comunque diciamo, il sottofondo, no, di tutto quel movimento fuoristradistico che ha preso vigore tra l'altro negli ultimi anni, perché ovviamente la bici dal punto di vista sportivo viene intrapresa prevalentemente per quanto riguarda la strada, insomma, per cui il ciclismo su strada con tutte quante le connessioni annesse. Per la parte invece del fuoristrada sono state varie le manifestazioni, appunto come dicevi tu, le Signa Legend, insomma, può essere una storica ormai riconosciuta da un certo punto di vista, però voglio dire, all'ombra di alcune manifestazioni più importanti ne sono nate tantissime altre che tuttora comunque attraverso varie società organizzatrici sono ancora presenti su tutta la provincia e anche in città in realtà, per cui vengono fatte manifestazioni di tutti i livelli e tra l'altro anche a livelli direi assolutamente internazionali ormai. Sì, promozione del territorio con questi eventi. Maurizio, scusa, dal tuo punto di vista eventi di questa caratteristica, di questa importanza possono essere anche uno stimolo per chi magari la bici la usa saltuariamente o magari non la usa quasi mai? Ma senz'altro sono delle belle vetrine che portano e fanno vedere quello che è l'uso un po' diverso da quella che è il cicloturismo, certo che è un mondo diverso, dobbiamo dire che il cicloturismo è vicino alla bici in un momento soprattutto proprio per vedere il territorio, quindi vedere magari anche qualche dall'idea dell'atleta possa venire fatta in maniera agonistica, questo senz'altro. Quindi portare su eventi importanti come quelli che aveva citato prima l'ospite precedente e fa una bella vetrina alla bicicletta e soprattutto al territorio. Quando si organizzano gare e sportive in luoghi molto belli, poi fa venire gente in questi luoghi, senz'altro. Senti, io lancerei il terzo video perché con questo restiamo sempre nell'ambito sportivo, no? Perché quest'anno si festeggia il 90° anniversario del Giro d'Italia e come ha già anticipato l'assessore Rando, Verona sarà una delle tappe. Io lancerei il terzo video e poi commentiamo le parole del presidente della Federciclismo Dagnoni. Presidente, è partito questo Giro d'Italia, un grande evento per il ciclismo italiano. Sì, fino adesso ho visto solo le partenze, ho visto la partenza di Torino, ho visto la partenza di Biella di ieri, ho visto quella di Piacenza oggi. È stata un inizio direi buono per noi, perché comunque iniziare con una maglia rosa e soprattutto ai primi 2 posti i nostri atleti che saranno quelli che difenderanno i colori dell'Italia nella crono olimpica credo sia di buon auspicio. È un giro che è ritornato nella sua stagione originale, è un giro che dà veramente tanto al nostro movimento, soprattutto quest'anno grazie alla RAI che fa la diretta dal primo all'ultimo chilometro. Direi che è una bella grande vetrina per noi del ciclismo, ma credo per l'Italia in generale, perché poi mi piace questo connubio dove durante le dirette si raccontano un po' i nostri paesaggi, le nostre storie, culture. Dico sempre che mia moglie, che non è un'appassionatissima di ciclismo, si sta appassionando veramente grazie a questo mix di informazioni che veramente ti tengono incollato al televisore. Scusate, ecco, ho recuperato l'audio. Purtroppo il maltempo si gioca contro.
Esatto, vabbè, ma noi andiamo avanti sotto la pioggia anche se siamo in bici, nessun problema. No, dicevo Filippo, come si sta preparando Verona ad accogliere la carovana del Giro d'Italia? Insomma, il Verona si sta preparando al meglio. Sarà una tappa sostanzialmente pianeggiante da Ravenna a Verona per velocisti, arriverà in corso a Porta Nuova, prima dell'orologio ci sarà l'arrivo in volata. Noi siamo pronti, la città è pronta, sarà festosa, sarà colorata di rosa, all'interno di Piazza Bracci sarà proprio il villaggio del Giro d'Italia, quindi sarà una giornata all'insegna della festa, dello sport, del ciclismo, e quindi tutti i veronesi saranno chiamati a raccolta per fare festa insieme ai corridori, insieme a tutti, quindi naturalmente rispettando i protocolli anti-Covid, dobbiamo essere ancora molto attenti, però con attenzione e con cautela, secondo me possiamo goderci una grandissima giornata di ciclismo e di sport. Quindi Verona è sicuramente pronta, siamo felici di accogliere il Giro ancora una volta. E anche la Regione Veneto sicuramente è pronta e attenta a questo tipo di eventi. Il Giro d'Italia, insomma, è un gran bel biglietto da visita per la nostra regione. Assolutamente sì. Credo che sia uno di quegli eventi. Come Regione Veneto stiamo ospitando molti eventi sportivi, abbiamo concluso da poco i Mondiali 2021, il Giro d'Italia anche quest'anno lo ospitiamo, ci stiamo preparando in pompa magna per il 2026, perché comunque anche se mancano 5 anni i preparativi sicuramente non possiamo attendere, dobbiamo farci trovare pronti, anche perché ancora una volta Verona sarà protagonista con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, quindi insomma siamo sicuramente una regione molto sensibile allo sport e con diciamo un occhio di riguardo a tutto quello che è il mondo del ciclismo e del cicloturismo. Proprio ieri, infatti, parli di Olimpiadi, proprio ieri era qui a Verona il presidente Zaia, proprio per trovare e per cercare di stilare al meglio il protocollo per queste Olimpiadi, che ovviamente Verona vedranno come punto di riferimento. Matteo. Poi Alberto, permettimi di aggiungere una cosa, se posso. Diciamo, eventi di così rilevanti, così importanti arrivano grazie alla collaborazione tra il Comune di Verona e la Regione Veneto. Senza la Regione Veneto sarebbe stato difficile riuscire ad ottenere 2 anni fa l'arrivo in arena e la tappa del 21 di maggio, quindi è la collaborazione tra 2 istituzioni importanti, quale la Regione Veneto e il Comune di Verona, quindi facciamo squadra per far sì che Verona sia sempre al centro a livello nazionale e il Veneto naturalmente di eventi di prim'ordine, quindi è un orgoglio, diciamo, sia come veronese che come Veneto poter offrire alla nostra cittadinanza un evento del genere. Beh, certo, assolutamente Filippo. Stavamo parlando appunto del Giro d'Italia come un tramite per conoscere le bellezze del nostro territorio, non solo grandi eventi si prestano appunto ad essere i biglietti da visita per la nostra terra, e c'è un fenomeno come il cicloturismo che sta prendendo sempre più piede nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra città. E a tal proposito abbiamo investito il presidente Dagnosi di questa tematica ed ecco quello che ci ha confidato. Io sono stato in Puglia in questo weekend, domenica in particolare, c'è tutta una costa che vogliono lanciare, questo brand Costa dei Trulli, con tutta una serie di paesi bellissimi dal punto di vista proprio della natura e della costa, del mare, ma stanno sviluppando un sacco di piste ciclabili. Proprio hanno fatto un libro con tutte loro chiamano le ciclovie, le chiamano, e per cui sono piste dedicate alla bicicletta, non quei percorsi come spesso troviamo nelle città, che magari le amministrazioni comunali si vantano di dire abbiamo fatto le ciclopedonali. Ecco, queste ciclopedonali sono pericolose sia per i ciclisti che per i pedoni. Mentre queste ciclabili, questi tratti, c'è addirittura un progetto che
dovrebbe partire da Trieste e arrivare fino a Santa Maria di Leuca, per cui voglio dire, dai due estremi della nostra Italia, tutto facendo la costa su una vecchia ferrovia. Sono impianti, direi, a cielo aperto, che per il nostro ciclismo sono il massimo. Ecco. L'appassionato va in bicicletta grazie anche al fatto di sapere di essere magari protetto dal traffico. Ecco, il presidente Dagnoni ha accennato a questi due fenomeni, appunto delle ciclabili, dei percorsi cicloturistici. Volevo fare una domanda appunto a Elisa. La Regione Veneto come risponde insomma a questa sfida delle ciclabili e di questi percorsi che stanno diventando sempre più di stretta attualità? Allora, io ci tengo a distinguere che il fatto che solitamente quando i sindaci all'interno delle città o dei paesi fanno le ciclopedonali è più un tentativo di mettere in sicurezza le strade e la mobilità lenta all'interno delle città e dei paesi, però non hanno nulla a che fare, condivido, con le ciclovie o le ciclabili adatte per il cicloturismo. Ha individuato bene il Presidente una particolarità. Noi in Veneto, allora diciamo che a livello nazionale sono di fatto state individuate la bellezza di 10 ciclovie di interesse nazionale. Di queste 10 ciclovie di interesse nazionale, ben 5 toccano il Veneto, giusto a testimoniare l'interesse del nostro territorio, quanto il nostro territorio si presta anche alla realizzazione di queste ciclovie e ad essere visitato, perché in Veneto non ci manca niente. Abbiamo la montagna, abbiamo la collina, la pianura, il mare, il lago, e il Veneto è tutto bello. Di queste 5 di fatto abbiamo la ciclovia del Garda, che sta andando avanti ad una velocità che non avrei mai detto, perché pensavo che sarebbe stato un sogno che sarebbe rimasto nel cassetto, invece di tutte le ciclovie è quella che sta andando via più spedita. Abbiamo la ciclovia del Sole, un pezzo della ciclovia del Sole che congiungerà Verona a Firenze. Abbiamo la Vento lungo gli argini del Po, che da Venezia va fino a Torino. Abbiamo la Venezia-Trieste e poi abbiamo la Chioggia Santa Maria di Leuca, che è quella a cui faceva riferimento il Presidente. Lui ne ha fatto una unica, diciamo che sono addirittura 2 ciclovie distinte che sono state separate. Come Regione stiamo andando avanti con le progettazioni di tutte e 5 le ciclovie, ma come Regione stiamo anche redigendo il piano della mobilità ciclistica, perché oltre a queste 5 ciclovie e alla Treviso-Stiglia, che è il progetto, la ciclabile, diciamo un progetto strategico della Regione Veneto, ci sono moltissime altre ciclabili di interesse regionale che sono già state costruite o che sono comunque dei progetti pronti ad essere realizzati, magari approfittando anche delle risorse del PNRR. E quindi se noi riuscissimo a fare una rete di ciclabili tutte tra loro collegate in Veneto, allora veramente che il turismo e il cicloturismo, oltre già allo sviluppo molto importante che ha avuto in questi ultimi anni, potrebbe veramente esplodere, perché il Veneto non è bello solo per Venezia, Verona, il lago di Garda e le Dolomiti, ma il Veneto è bello tutto, e il modo migliore per scoprirlo è farlo in sella ad una bicicletta, sicuramente. Maurizio, in questo senso il Baldo può giocare un ruolo strategico? Allora, sì, io sto ascoltando le parole degli ospiti e il fatto che possa esplodere il fenomeno della bicicletta mi fa un po' pensare. Perché sinceramente adesso tutti questi ciclisti da qualche parte bisogna mandarli. Sui sentieri di montagna, sui sentieri CAI non si può andare in bicicletta. Quindi manca un po' l'educazione adesso, perché tenete conto che la gente compra la bici e va. E va dove? Bisognerebbe organizzarlo dove va, perché effettivamente adesso abbiamo un'invasione di bici, soprattutto come dicevo prima con le bike, dove possono avvicinarsi anche, possiamo dire anche i non ciclisti, perché non è una moto, vero? È una pedalata assistita, quindi assistita bisogna comunque pedalare.
però certamente permette di poter andare anche in zone dove prima andavano solo quelli che pedalavano dal punto di vista muscolare. Adesso le bici si chiamano muscolari o e-bike. Vi faccio un esempio: sul Baldo prima al Rifugio Chierego ci si arrivava solo quelli che veramente riuscivano a pedalare, e quest'estate arriva su chiunque, voglio dire, quindi ci sarà, io dico purtroppo, anche un po' un'invasione di biciclette, e se non creiamo cultura ed educhiamo i ciclisti a questo nuovo modo di affrontare anche la montagna, potrebbe diventare un problemino. E non indifferente. Adesso io mi occupo di formazione, anche lo dicevo ieri ad Alberto, sono appena rientrato domenica da un corso di formazione, perché mi occupo della formazione di guide di mountain bike, e in particolar modo in questo corso qua abbiamo creato 17 nuove guide di e-bike. Durante questi corsi saltano fuori questi problemi, perché purtroppo tutti vanno dove vogliono, non c'è controllo, se volete, non c'è la forestale che dà le multe, e non dovrebbe neanche esserci la forestale che dà le multe, perché la gente dovrebbe sapere fin dove può arrivare e dove non può arrivare. Potrei dirvi che non è proprio così, e questo potrebbe diventare un problemino col tempo. Sì, infatti parlavamo con Maurizio oggi, prima insomma, mentre facciamo un attimino il punto della situazione, non è tutto oro quello che luccica, nel senso che sì, andare in bici sono capaci tutti, però sapere come portare la bici e dove portarla, su questo bisogna lavorare. E penso, e qui entriamo nel merito anche della comunicazione, anche noi come organi di stampa, come media, abbiamo un grosso compito, che è quello proprio di fare cultura del ciclismo. Qui, insomma, Michele, tu per anni sei stato editore di una rivista 365, sei tuttora di una rivista 365 mountain bike, su questo bisogna lavorare parecchio. Ma sì, giustamente Maurizio segnala un problema che è molto sentito nel momento in cui appunto i numeri cambiano, no? Per cui io faccio sempre il paragone, quello banale e stupido, no? Nel momento in cui dobbiamo mettere a raffronto la bici con la macchina, per cui lì automaticamente si genera già un diverbio molto molto ampio, e la cultura che c'è in Italia nel mondo automobile è decisamente diversa e sicuramente molto più completa in senso generale per quanto riguarda il mondo bici. L'aspetto legato appunto un po' alla sicurezza che segnalava lui, e un po' anche a la giusta, oltre che cultura, capacità di affrontare un mezzo come la bicicletta, va fatta secondo me in origine, per cui insomma, siamo stati tutti bambini, e tutti da bambini più o meno insomma, abbiamo usato una bicicletta. Adesso questa è una cosa che magari ha preso un'altra direzione, e forse sarebbe giusto provare a metterla su un piano leggermente, non superiore perché non è giusto, ma con un po' più di attenzione, insomma, per cui senza fare insomma grandi ragionamenti. Io ho avuto il piacere di vedere per esempio in Francia, in Svizzera, anche in Austria, nell'Alto Adige stesso, insomma, che hanno già fatto delle azioni di un certo tipo, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sui sentieri, come diceva prima giustamente lui, hanno sviluppato un'attenzione nei confronti del mezzo che comincia già a essere molto molto più sentita. Difatti hanno fatto dei sentieri idonei per le biciclette, parliamo della montagna adesso, dove ovviamente non possono andare a piedi, dei sentieri dove vai a piedi, dove non vanno in bicicletta. Quei sentieri sono segnalati come le classiche piste da sci, insomma, per cui la pista nera, la pista blu, la pista rossa, eccetera. Automaticamente, insomma, lì si innescano quei meccanismi di conoscenza nel momento in cui uno prende la bici, sa che tipo di bici ha in mano e sa subito l'utilizzo che ne deve fare. E la domanda che mi viene spontanea è anche la Regione Veneto, Elisa, sotto il punto di vista di formazione del cicloturista, si sta attivando anche su quello? No, allora, la formazione non ce l'ho io come delega. Allora,
quando sentivo parlare del problema delle biciclette, di tutti quelli che si improvvisano di fatto ciclisti e affrontano la montagna senza avere una formazione idonea, è un po' quello che noi denunciamo tutti i fine settimana, soprattutto d'estate, quando il soccorso alpino deve andare a recuperare in montagna dei turisti che magari si mettono ad affrontare sentieri, ci vanno con le proprie gambe senza la bicicletta, però magari con le ciabatte piuttosto che con ballerine o sicuramente con strumenti non idonei. Quindi diciamo che questa sfrontatezza un po' nell'approcciarsi alla montagna in maniera poco formata e poco idonea sicuramente c'è, ma c'è tanto con la bicicletta, c'era con a piedi e sicuramente ci sarà con la bicicletta, questo non cambia. Poi quando sento parlare del problema che non ci sono i controlli, sembra insomma che in Italia bene o male il problema dei controlli è un po' il problema generale su tutte le questioni. Se ci fossero i controlli adeguati molto probabilmente tante problematiche non le avremo. Sicuramente la formazione anche per quanto riguarda le bike è importante, per quanto ci riguarda l'approccio alla montagna. Dopo non c'è, in bicicletta non si va solo in montagna, perché quando parliamo di ciclovie parliamo di ciclovie in pianura e sicuramente non di percorsi in montagna. Insomma, io ho provato con una e-bike ad andare in montagna e confermo che vi è la necessità sicuramente di avere anche una formazione di base, perché non è tutto così scontato e non è tutto così facile. Utilizzare un e-bike in montagna può essere effettivamente anche pericoloso. Filippo, in questo senso si può parlare forse della necessità di incrementare l'educazione ciclistica, ma in senso lato mi sento di dire anche l'educazione sportiva, e quindi rivolgere nuovi format, penso alle nuove generazioni, e quindi entrare nelle scuole con proposte diverse. Ma io penso che la soluzione alle volte è anche alla portata un po' di tutti, che è quello di rispettare il codice della strada. Se si rispetta il codice della strada, io sono convinto che il 99% degli incidenti non si verifica. Quindi vuol dire essere molto più attenti nei confronti degli utenti deboli, ovvero dei pedoni, dei ciclisti, da parte degli automobilisti, da parte loro di ciclisti che educatamente possano svolgere la loro attività sportiva sulla strada. È una questione di rispetto, è una questione di mentalità. I controlli sicuramente sono necessari, però secondo me il cambiamento parte da ognuno di noi. Ogni qualvolta noi siamo seduti su una macchina dobbiamo essere coscienti che la macchina può essere anche qualcosa di pericoloso, e quindi dobbiamo essere particolarmente attenti nei confronti di coloro che sono più fragili rispetto a noi che siamo a bordo di un'automobile, e quindi a porre tantissima attenzione. Però fondamentalmente, se c'è rispetto del codice della strada, io sono convinto che tanti incidenti sono sicuramente evitabilissimi. Ci vuole prudenza, ci vuole attenzione, ci vuole calma e ci vuole rispetto nei confronti di tutti gli utenti della strada. Ecco, io sono convinto che da quel punto di vista lì, se tutti riusciamo a crescere come mentalità, a crescere come educazione, come rispetto nei confronti degli altri, sicuramente ne traiamo tutti giovamento. Quindi io sono convinto che gli strumenti ci siano, bisogna anche però utilizzarli. È chiaro che il controllo è necessario, però se ci affidiamo semplicemente al controllo e alla repressione siamo noi che dobbiamo crescere, secondo me, come utenti della strada, per poi riuscire a far sì che la strada non diventi una giungla, ma diventi comunque un impianto sportivo sul quale poter anche praticare dello sport con le biciclette. Assolutamente, Filippo. Io nel frattempo pregherei la regia di mandare questo messaggio che ci arriva da Stefano Agnesato, che è delegato del CONI provinciale di Verona, nel quale appunto ci scrive: sono convinto che la bicicletta sia il primo e vero regalo a cui aspira ogni bambino. Sicuramente lo è stato per me. Per lo sviluppo e la conoscenza, anche oltre il puro fatto sportivo, è importante la creazione di piste ciclabili per lo sviluppo turistico e enogastronomico, e di tutto ciò che va doverosamente dato merito ad Elisa De Berti, ovviamente, per l'attenzione che pone a questi aspetti. Ritengo però fondamentale
e questo va un po' a confermare quanto detto da Filippo, come sempre il confronto e il dialogo fra mondo sportivo e le amministrazioni. Ecco, questo è un altro punto fondamentale, che a volte sembra che ci siano, insomma abbiamo visto anche un po' la querela che c'è stata col governo e il CONI, sembra quasi che a volte istituzioni e sport facciano fatica a parlare. Io penso che lì bisogna assolutamente aumentare il dialogo. Filippo e poi Elisa, volevo sentire da voi un giudizio su questo. Il dialogo è fondamentale per poter crescere e poter risolvere i problemi, e quindi soprattutto le istituzioni, gli organi, le categorie, anche in questo caso, devono parlarsi per cercare insieme di dare una mano a tutto il movimento. È chiaro che il dialogo è alla base della crescita di un movimento sportivo, qualunque esso sia, e quindi c'è la necessità che tutti si siedano attorno ad un tavolo per cercare di risolvere i problemi e di dare una mano. Ecco, questo è fondamentale. Senza dialogo c'è regressione, nemmeno le cose non rimangono nemmeno come sono, anzi peggiorano, e quindi è alla base di qualsiasi confronto. Elisa? Sì, condivido. Diciamo che se un amministratore pensa di assumere una posizione dove anziché ascoltare e confrontarsi, pensa di insegnare senza attingere le informazioni del territorio, è sicuro che andrà a sbattere. Io sono fermamente convinta che il confronto con il territorio, il confronto con le associazioni, il confronto con il mondo dello sport, che tradotto a volte lo dico, confronto con chi ne sa più di te di fatto, perché noi amministratori abbiamo gli strumenti per poter intervenire in determinati ambiti, però magari abbiamo una conoscenza non legata a chi vive determinate situazioni tutti i giorni e a chi le vive in prima persona. Quindi condivido quello che ha detto Filippo, cioè il confronto, il dialogo, la collaborazione sono strettamente e sono fondamentali per tutte le azioni e le scelte, soprattutto che un amministratore va a fare e compie quotidianamente. Certo. Guardando appunto questa tematica da un'altra prospettiva, io volevo chiedere a Maurizio appunto com'è il dialogo con le amministrazioni da parte appunto di coloro che le organizzano queste manifestazioni sportive. Ma diciamo che io dividerei le due cose assolutamente. Siamo partiti a parlare di manifestazioni sportive, poi siamo passati al cicloturismo, poi stiamo tornando ancora alle manifestazioni sportive. Io prima, quando mi riferivo ai controlli che non ci sono, non stavo parlando della strada, stavo parlando del fuoristrada, stavo parlando dove è difficile rispettare il codice della strada su un sentiero, non c'è. Quindi in realtà adesso tutto questo movimento che ruota intorno al cicloturismo e soprattutto alle mountain bike, allora mettiamo i termini al loro posto. Le bike è una cosa che può essere su una city bike, e mi sta bene parlare di cicloturismo sulle ciclabili o sulle ciclovie, come diceva prima l'assessore. Quelle sono piane, uno parte da Peschiera, va a Mantova se vuole e torna indietro. E stiamo parlando di gente che utilizza un mezzo per andare fuori strada, e queste sono tutte mountain bike, se vogliamo. Qua il codice della strada non c'è, quindi è difficile riuscire a dare delle regole. Le regole ci sono, bisognerebbe rispettarle però bisognerebbe anche riuscire ad informare. Allora il dialogo con le amministrazioni deve esserci, perché purtroppo cosa sta succedendo adesso? Io me ne occupo di queste cose, per quello che ve lo dico. Sta succedendo che ogni comune pensa di creare percorsi sul proprio comune senza magari collegarsi col comune attaccato. Questo io lo vivo sul lago, per esempio, sul Monte Baldo. Insisto da anni nel dire che manca un direttore d'orchestra su questo concerto. Ognuno suona il suo strumento, però in realtà non stiamo suonando una musica insieme, non stiamo seguendo uno spartito. Questo diventa un problema, perché adesso con la corsa che c'è al far vedere, al dimostrare, al far vedere che io sono meglio di te, che sei vicino a me, invece di mettersi insieme, anche a livello di spese, se vogliamo, perché se ognuno si mettesse insieme a quello vicino
e dedicassimo più di attenzione anche alla creazione di strutture, per esempio. Vi faccio un esempio molto semplice. Ci sono queste vendite di e-bike, benissimo, mi sta bene. Quando uno arriva a metà del Monte Baldo ha finito la batteria, dove va a caricarla? I byte che ci sono a metà del Monte Baldo hanno tutti il generatore, non è possibile attaccarsi lì per caricare una bicicletta. Questo è un problema grossissimo. Perché? Perché se attacco la bicicletta si spegne il frigo, se attacco la bicicletta non mi va più la macchina del caffè. Cioè, bisogna pensare un po', e questo io lancio un input, a creare delle colonnine di ricarica con i pannelli solari, per esempio. Cioè, ci siamo trovati in un'ondata, un tsunami di biciclette, di vendita di biciclette che forse non ci aspettavamo neanche, vero? E adesso cosa succede? Che quando l'acqua arriva alla gola si pensa a fare un corso di nuoto. Ho capito io, forse bisognava anche pensarci un po' prima, perché in realtà l'acqua non è che si ferma al collo, continua a salire, io non so nuotare, e quindi continuo a sbracciarmi per vedere di star su. E questo, secondo me, quest'estate, io l'ho già visto sabato e domenica, il primo giorno un po' di libertà, se vogliamo, col bel tempo, è un delirio sulle piste ciclabili. Sulle ciclabili c'è il ciclista, c'è il non ciclista che va in bicicletta, c'è la mamma col passeggino, c'è il bambino con la biciclettina, c'è la gente che pattina, c'è di tutto. E questo garantisco che durante la formazione proprio del corso andiamo a insegnare al futuro accompagnatore come deve portare in giro i cicloturisti, perché c'è gente che non ha mai salito in bicicletta. Qua abbiamo delle persone che non sono mai salite su una bici. E questa è la grossa novità dell'estate 2021. Sarà una grossa novità. Allora, io direi, adesso tra un po' dovrebbe arrivare, purtroppo Marino Bartoletti ha grossi problemi con la connessione, purtroppo gli è saltata fondamentalmente, quindi dovevamo affrontare il discorso legato alla comunicazione sul nuovo progetto editoriale appunto che si chiama Bike. Purtroppo non possiamo affrontarlo questa sera, a me dispiace tantissimo, però insomma cercheremo di recuperare in un prossimo appuntamento. Invece, Matteo, la scorsa settimana si è svolto qui a Verona il mondiale di BMX e la settimana ancora prima il campionato europeo di BMX, uno sport che è in continua ascesa tra i più giovani, e insomma con il presidente della Federciclismo abbiamo affrontato proprio ciclismo e giovani, e con l'ultima clip poi entriamo e commentiamo anche questa tematica. È importante che si divertano, perché io soprattutto in questo periodo dove purtroppo per le direttive governative che abbiamo non possiamo far iniziare l'attività dei giovanissimi perché non è ritenuta una disciplina agonistica, vedo un sacco di agitazione proprio perché questi bambini devono correre. Io sono il primo a dire che a livello anche educativo il ciclismo agonistico, cioè lo sport agonistico in generale, il ciclismo ovviamente perché parlo perché mi sembra giusto sponsorizzare il ciclismo, sia la miglior lezione di vita, per cui sono favorevole al ciclismo agonistico, però quando sono bambini bisogna lasciarli divertire, bisogna fare in modo che quando finiscono le gare gli si vada a chiedere ti sei divertito, non cosa sei arrivato. Per cui noi dobbiamo promuovere questa cultura, la cultura del divertimento nella promozione giovanile, perché poi non dobbiamo stressarli e fare in modo che magari arrivino all'età in cui dove bisogna cominciare a rendere, che magari invece sono già stanchi di correre in bicicletta. Per cui questo credo sia importante, diffondere questa cultura del divertimento. Certo. Albine, abbiamo parlato a lungo anche col presidente Fantoni e sì. L'Olympic Arena appunto è stata nelle ultime settimane il polo attrattivo di tutto quanto il movimento BMX mondiale, no? Sì. E quindi volevo rivolgere anche questa considerazione a Filippo Rando. E quando il ciclismo chiama, Verona risponde sempre presente.
nelle avversità come quella che stiamo vivendo legata al Covid, Verona c'è sempre. No, beh, Verona è appassionata di ciclismo e insomma voglio anche esagerare, ma dico che Verona ha contribuito anche alla storia del ciclismo. Ricordiamo due campionati del mondo, insomma diversi arrivi del Giro, tappe, quindi Verona e il Veneto sono a forte vocazione ciclistica, quindi ogni qualvolta RCS in questo caso chiama, Verona non può fare altro che rispondere presente, e insieme naturalmente alla Regione Veneto riusciamo a costruire degli eventi dei quali mi auguro, sono convinto che i veronesi possano andare orgogliosi. Insomma, quando la carovana rosa approda in città è sempre una grande soddisfazione per tutti, è un momento di gioia, crea attenzione nei confronti della nostra città, che in questo momento ne ha bisogno anche per poterla fare ripartire, quindi c'è l'evento ciclistico, ma poi anche tanti altri risvolti positivi da un punto di vista anche turistico e quindi commerciale, visto che la città ha sofferto in questo anno e mezzo in maniera particolare. Questi eventi devono abituare le persone a tornare nella nostra città, a frequentare, a vivere, a consumare, e quindi noi aspettiamo a braccia aperte e sicuramente il Giro ci aiuterà in questa missione. Elisa, su questo tipo di eventi c'eri anche tu, abbiamo visto lì all'arena Olimpica Arena di BMX. Insomma, la bici e i giovani, è comunque la bici per i giovani, soprattutto per i più piccoli, uno strumento per entrare nel mondo dello sport, ma anche per imparare delle regole, quelle che dicevamo prima, le regole della strada, le regole comportamentali, insomma, per entrare, farsi una cultura, una mentalità da sportivo, ma anche da cittadino corretto, diciamo. Sì, il mondo dello sport in generale è educazione, è disciplina, è imparare a stare con gli altri, imparare a rispettare gli altri, bene o male, in tutte le forme di sport, più o meno di gruppo, comunque che non siano individuali. Per noi è un grande evento, addirittura la BMX, la Coppa Europea e ancora di più la Coppa del Mondo è stata inserita a partire da quest'anno nei grandi eventi della Regione del Veneto. Ha avuto questo riconoscimento che credo sempre per Verona, ma comunque anche per tutto il mondo della BMX sia un riconoscimento importante, se non fosse altro per tutto il lavoro che Paolo Fantoni insieme a tutto il suo staff fa quotidianamente. Non mi viene da dire in occasione di ogni manifestazione, ma lì il lavoro è veramente quotidiano e assolutamente è importante, e molto probabilmente chi fa sport da piccolo, da bambino, si approccia allo sport. Poi non è mai una garanzia, ovviamente, perché poi dipende un po' dalla natura di tutti noi, però sicuramente un po' di rispetto delle regole lo si ha. Poi guardate, anche senza andare nei sentieri fuori strada, quando i comuni realizzano, e sono d'accordo che spesso e volentieri bisognerebbe avere una visione di territorio e non una visione campanilistica, ok? Però questo purtroppo è un po' il difetto di tutti, però è da anni che io sento parlare di realizzazione di ciclopedonali. Credo che realizzare una ciclopedonale sia l'errore più grande che ogni amministrazione può fare, perché mettere insieme ciclisti con i pedoni, giustamente le mamme con le carrozzine, e in più ci mettiamo pure adesso i monopattini, sia il mix più pericoloso per avviare discussioni e per avviare battaglie su chi ha più diritto di stare sulla ciclabile o la ciclopedonale. Io raccomando sempre ai sindaci di cercare di costruire infrastrutture ciclabili o infrastrutture pedonali che abbiano la possibilità di separare in maniera idonea i due flussi, che ci siano le ciclabili dedicate ai ciclisti e le piste pedonali dedicate. Ovviamente non è possibile farlo dappertutto, perché anche con la ciclovia del Garda questo sicuramente non lo potremo fare ovunque, però dove è possibile farlo c'è anche questa attenzione per tentare di
separare i flussi, poi che in una ciclabile riusciamo a spiegare ad un pedone che non ci può andare perché è dedicata alle biciclette, anche quella è una bella battaglia. Sì, una bella battaglia. Io nel frattempo vorrei vedere un messaggio che è arrivato da parte di Donatella Mereu e che conferma quello un po' che ha detto Maurizio. Maurizio ha colto nel segno sul comportamento dei bikers e sul fatto che spesso i comuni confinanti non comunicano tra loro. A volte sì, capita, Michele, che tu ti parti con la tua bella pista ciclabile e a un certo punto ti trovi sulla statale. Esatto. O ti trovi magari su un punto che non c'è la segnaletica e non sai dove andare. Non è così raro, purtroppo. Ma lì forse fa parte del bello dell'andare in bici, no? Che Sì. un po' di rischio, un po' di avventura, insomma, ce l'hai sia quando vai in montagna, come diceva prima, sui sentieri, ma magari anche quando vai su una ciclabile normalissima, insomma, che a un certo punto stoppa non sai dove va e non si sa cosa ci sia dopo. No, ma A parte le battute, insomma, appunto, vero. a parte le battute, sì, in effetti la questione, insomma, della viabilità va sempre interpretata. Noi adesso dobbiamo, è stato detto più volte, insomma, distinguere anche un po' veramente qual è l'uso della bicicletta, no? Per cui sappiamo che ormai tecnologicamente le bici, insomma, manifestano un mondo molto più ampio di quello che si interpretava una volta. Dopo, ti fermo dopo, tal proposito, ci spieghi un attimino la differenza tra maxi aree di bici, no? La strada, mountain bike e magari le gravel e le bike, ma dopo alla fine. Sì, ma tecnicamente penso che valga la pena, nel senso che la cosa più importante che comunque è legata appunto a questa cosa è il fatto di perché compro una bici e per cosa la uso, no? Per cui è importantissimo sapere che appunto se andiamo su una ciclabile in ambito cittadino o comunque insomma solo per spostamenti, diciamo, casa lavoro o servizi insomma generali, il tipo di bici è una bici generalista e ha bisogno di infrastrutture di un certo tipo. Se la bici la usiamo in ambito sportivo, ovviamente dobbiamo andare incontro all'utilizzo o su strade percorribili in tutte le maniere o su sentieri che evidentemente devono essere usufruibili da biker, da pedoni che fanno trekking, eccetera, eccetera. Per cui lì automaticamente scattano poi delle situazioni che sono dettate in questo momento prevalentemente al buon senso, dico io, delle persone che si muovono, insomma, per cui le bici, appunto, tornando al discorso di prima, sono dei mezzi che ormai si prestano a questi mille usi, insomma. Allora io distinguerei assolutamente il momento principale, perché la bici adesso viene interpretata più dal punto di vista sportivo, insomma, stasera penso che sia stato collegato più a questo ambito, ci è mancata un po' la parte del cicloturismo in approfondimento, però realmente, insomma, attualmente la bici è un mezzo per fare sport. Io penso che comunque quando questo mezzo diventerà anche culturalmente parlando un mezzo per fare anche la mobilità, diciamo, ordinaria, probabilmente anche dal nostro punto, diciamo, di vista da negozianti, forse prenderà, insomma, una strada appunto che non sarà più interrotta come la ciclabile. Esatto, prima, assolutamente. Parliamo sempre di educazione, giusto Michele? Parliamo di cultura, sì, che è quella che comunque ho sentito dire da tutti stasera, in effetti, sì. Certo. Senti Maurizio, ai bambini che cosa bisogna insegnare quando prendono in mano una bici? E qua apriamo un mondo perché purtroppo sono convinto che il bambino che va sulla ciclabile non impara il codice della strada. Il bambino che va sulla ciclabile bisognerebbe riuscire anche a creare dei percorsi dove il bambino possa comunque imparare i cartelli, la cartellonistica, imparare quando si deve fermare, quando ha la precedenza, quando non ce l'ha. Si potrebbero creare dei percorsi dove il bambino possa creare e crearsi una mentalità, perché andare sulla strada adesso diventa un po' pericoloso. E dicevamo prima, in certi percorsi, vi faccio un esempio, no? Io sono un ciclista, ho corso anche, quindi ho un'esperienza, diciamo, sono vecchio, quindi in realtà ho fatto parecchia strada con la bicicletta. Ci sono delle strade di montagna asfaltate, adesso non parliamo di e-bike, parliamo di bici da strada. Se io di domenica dovessi salire a Spiazzi, adesso vi faccio un esempio perché parliamo della parte del Ballo, o andare a Luminio, andare a Prada, o salire da Torri e andare a San Zeno in montagna, io vado su a 2 all'ora in macchina, perché trovo un ciclista ogni 3x2. In più c'è un altro problema grossissimo,
che io quando supero il ciclista dovrei stare a 1,5 metri e spesso e volentieri vado giù dall'altra parte se sto a 1,5 metri. Cioè, non è così automatico dire rispetto le regole, faccio qua, faccio là, bisogna anche provarlo. Io monto in macchina e di domenica vi garantisco che chi va a farsi un giro non può passare la domenica trombettando e tirando giù brutte parole, perché davanti poi c'è la reazione anche del ciclista che non è sempre educatissima. Il ciclista non rispetta sempre le regole, tira dritto ai semafori, non rispetta le rotonde, ragazzi miei. Chi va in bici, queste robe qua le ha viste, le sa. Allora un conto è dire, ok, la situazione è questa, non è che servono i controlli, serve educazione civica, che purtroppo non viene più neanche insegnata a scuola. Allora io dico, come si fa ad andare in bici ai bambini? Cominciamo educazione civica all'asilo e cominciamo a fargli fare i percorsetti fuori in giardino con tutti i cartelli che dovrebbero pian pianino imparare, e dopo piano li mandiamo per strada. Questa è la mia idea. Tra l'altro sono anche un insegnante, quindi le robe le vivo quotidianamente. Quindi dall'ABC, del buon senso, del senso civico, esatto. Prima della bici. Assolutamente. Sentite una curiosità, facciamo un giro. Che bici avete voi, Elisa, Filippo e Maurizio, e poi Michele? No, vabbè, io ho una city bike a pedalata assistita, cioè una cosa molto, molto semplice da pianura, dove una volta con la mia bicicletta ho tentato di arrivare a Roverè Veronese, ma temevo che la batteria mi abbandonasse a metà strada e quindi a un certo punto mi sono girata e sono tornata indietro, perché altrimenti poi arrivare a casa di gamba sarebbe stato veramente complicata, no? Una bicicletta normalissima pedalata assistita. Filippo? Una city bike, semplicemente una city bike, una bicicletta da passeggio, diciamo, in sostanza. Ecco, questa è la mia dotazione, anche perché non ho la gamba, dovrei prima allenarmi. Ma quella si fa, è pedalando che si fa la gamba, correggetemi se sbaglio, no? Il ciclista si fa se pedala. Organizzeremo un'uscita insieme con Elisa e con gli amici di questa sera. Dai, benissimo. Bene, allora mi ha anticipato Filippo, io vi faccio una proposta, ci mettiamo d'accordo un sabato, una domenica, vi porto io a fare un giro dove avremo la possibilità di dire wow, impazzire, perché non serve un grande allenamento. Vi porto io a fare un giro. Poi se mi chiedete quante biciclette ho io, potrei dirvi che avendo corso in bici per anni, quindi ne ho qualcuna, perché facevo più specialità. Comunque adesso in questo momento qua sto usando la bici da corsa perché mi è rimasta dentro, perché mi piace far chilometri, e ho una mountain bike muscolare, chiamiamola così, abbiamo visto la differenza, e ho un e-bike una e-mountain bike che mi permette tra l'altro di sbagliare strada qualche volta e di infilarmi da una parte e fuori da quell'altra. Con la muscolare sbagliare strada non è molto consigliato, quindi direi che l'e-bike usata è divertentissima, ci permette di andare in posti dove non saremmo mai andati a piedi e magari neanche in bicicletta, perché chi è che si sogna di andare a fare dei giri dove non riuscirei ad andarci pedalando. Quindi rinnovo l'invito, ci mettiamo d'accordo, ma veramente ci troviamo in Piazza Caprino, noleggiamo la bici e poi vi porto io, fidatevi. Io mi fido e ci sono, basta che mi dite ora, giorno e luogo, io ci sono. Filippo, bisogna farle, bisogna farle. No, io metto l'abbigliamento sportivo, dai. Io vi aspetto in trattoria. No. Senti, una e-bike puoi provarci anche tu, Filippo. Vieni anche Filippo, dai. Sì, no, vengo, ci mancherebbe. Michele, io ho il panino con salame, va bene, vengo col panino con salame, vi aspetto là, no? Anche da bere, insomma. Ecco, bene, ecco con la fiaschetta. Esatto. No, dai, che bici hai? Cappellino. Che bici hai tu? No, anch'io, insomma, un po' di anni come lui, come Maurizio, che vado in bicicletta, e preferisco ancora andare con la bici tradizionale, per cui una bici quale vale l'altra, insomma andiamo con una e l'altra.
va molto bene andare con l'e-bike, probabilmente in questo momento io manderei in e-bike, soprattutto se facciamo dei giri di un certo tipo, qualcuno che ha fatto qualche pedalata prima con una bici tradizionale. Ecco, questo è un po', secondo me, l'idea più corretta, più idonea. Allora, però io a questo punto colgo veramente l'assist di Maurizio, la organizziamo questa uscita, adesso magari troviamo il giorno e la domenica giusta, Elisa, Filippo, Maurizio, Michele, Matteo, Alberto, Alex, che sono qui dietro, Alex, Pablo e Alessandra, tutti e Marino Bartoletti e Marino Bartoletti che siamo andati che fa la telecronaca nel momento in cui saliamo, esatto, e ci aspetta con la bandiera all'arrivo. Albi, chiudo questo ciclo di interventi domandando a te che bicicletta hai, perché mi hai confessato che hai appeso gli scarpini al chiodo. Io non ci credo, perché diversi anni che fai questa promessa che poi puntualmente non mantieni, e vedo che sei diventato un rider a tutti gli effetti. Sì, a tutti gli effetti, sì. No, io ho una bici che mi ha regalato Michele, una mountain bike, giusto? Sì. Un MTB gravel elettrica da corsa. Una mountain bike muscolare, parlo anch'io in termini muscolare, perché faccio fatica, quindi muscolare. Ho cambiato i copertoni, li ho messi più stretti, perché sennò sputavo di tutto su strada, e insomma qualcosa faccio, dai, insomma. La pedalatina, ho fatto tutta la ciclabile delle risorgive lunedì mattina, che avevo un attimo di tempo, quindi insomma qualcosina, e devo dire che è piacevole farsi fare la pedalata, ma fare anche quella sosta, guardare il paesaggio, mangiarsi la barretta piuttosto che il panino. Quindi se con Maurizio ci darà questa possibilità, io mi prenoto, quindi, e poi faremo un bel reportage video, quindi direi che la possiamo certificare questa cosa, va bene? A breve, mi raccomando. A breve, prima che venga il caldone, perché sennò dopo è un ballo. No, se no sono sempre solo chiacchiere, non va bene. È minimo 200 km, è minimo 200 km. Beh, vabbè, minimo 200. Io faccio gli ultimi 10 se vuoi. In corriera li faccio. Esatto. Allora, prima di salutarvi, io vi saluterei, che dovrebbe essere arrivato il video, no, mi dicono dalla regia, mi fanno gesti anche un po' sconnessi. Sta arrivando, stiamo caricando il video di Marino Bartoletti. Allora, io intanto, Teo, visto che prendiamo un po' di tempo, Teo, che bici hai tu? Una mountain bike, ha una mountain bike troppo impolverata per potermi permettere un giudizio, all'altezza di queste, appunto, della qualità del dibattito che si è creato. La spolveriamo, anche perché sei più giovane della combricola, sì. Quindi se non pedali tu, cioè adesso porta pazienza, ma... Allora, come siamo messi? Ce l'abbiamo il video di Marino Bartoletti. A me dispiace veramente, questa sera avrei voluto fare tante domande a Marino, anche di carattere sportivo, i suoi aneddoti legati al mondo del ciclismo, ma in generale al mondo dello sport sono sempre piacevolissimi. Purtroppo la connessione internet ci ha fregato, però conoscendolo, visto che scrive anche su Sport di Più, insomma qualche dialogo ce l'abbiamo anche al di fuori di queste dirette, quindi sono convinto che lo faremo tornare con noi. Vedo degli altri messaggi, insomma intanto ringrazio anche chi ci ha seguito questa sera, è stata una bella chiacchierata, speriamo di aver dato delle informazioni utili. Donatella appunto ci raggiunge dalla Sardegna. Ecco, benissimo, perfetto. Insomma, penso anche non pedalando solamente perché in Sardegna. Esatto, facciamo il percorso inverso. Allora, adesso che abbiamo finito di dire stupidaggini per aspettare che venisse caricato il video di Marino, prego la regia di Pablo Tarocco di mandare il video di Marino Bartoletti. Grazie. Io vi chiedo scusa, ma quando la Telecom dirà che è amica della ciclabilità, non credetele. Mi dispiace, perché avevo visto una bellissima compagnia, avrei portato volentieri il mio piccolo contributo, a cominciare anche da quello che sto facendo, sto cominciando a fare adesso come direttore editoriale di tutto il progetto che ruota attorno al marchio Bike Media. Chi mi conosce sa che ho una profonda passione per la bicicletta, non per nulla poi si dice sempre che in Romagna noi nasciamo imparando prima a pedalare e poi a camminare. Mi sembra di aver capito che stiamo remando tutti nella stessa direzione, e questa è una cosa bella, una cosa importante. L'importante è non perdere questo bellissimo abbrivio d'amore che è tornato ad esserci attorno alla bicicletta, o alla ciclabilità, o alla smart mobility, o comunque la si voglia chiamare. Questo è un paese che nel dopoguerra,
quando la pandemia si chiamava guerra, appunto. È tornato a vivere pedalando, è tornato a lavorare pedalando, è tornato a divertirsi pedalando, è tornato a vincere pedalando, solo che allora c'era qualcuno che sapeva tenere il manubrio e sapeva appunto dove andare. Credo che sia il momento di pedalare tutti assieme, nel vero senso neanche tanto metaforico della parola, un momento da cavalcare per far capire che le due ruote, come dico sempre io, anzi la ruota è stata inventata secondo me per diventare una cosa sulla quale pedalare. Arrivederci a tutti. Beh, bellissime parole, io penso che questa sia la più bella conclusione che potevamo avere per questa puntata. Io insomma colgo l'occasione, anzi lascio a Matteo la chiusura e i saluti ai nostri ospiti. Ringrazio Albi a nome di tutta quanta la redazione Sport TV, tutti gli ospiti per il dibattito costruttivo, profondo, sì, che speriamo possa avere un seguito, oltre che nella pedalata che ci siamo ripromessi, anche magari una nuova puntata qui da Fincato. Assolutamente. Ah, sì, insomma, per noi è sempre un piacere comunque ospitare dirette di Sport di più. Se diventa un appuntamento fisso dovremmo attrezzarci anche per qualcosa in più, insomma, sì, anche con un buffet post della solita ospitalità, insomma, no? Per cui insomma vediamo se è più bello che andiamo in bici con gli ospiti o se invece ci troviamo qua a mangiare e a bere. Insomma, si può fare tutto, si può fare tutto. Mai. Certo. Ringrazio Albi e Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto. Grazie mille Elisa per il tuo contributo. Grazie Elisa. Grazie a voi, grazie per l'invito e alla prossima, e attendo di sapere ora luogo e giorno per la biciclettata. La chiamiamo biciclettata. Scusa se mi permetto Elisa, comunque io e te siamo già andati in bici, tu non ti ricordi, ti ho accompagnato all'apertura della pista delle Risorgive, ero lì davanti a te. Ah, ok. Le bici che hai usato... Ah, erano le tue. Le bici che hai usato erano le bici di Fincato, quelle là, giusto così... Ti inquadri un po' il ragionamento. Esatto. Per cui io so già che sei brava. Sì. So già che sei brava ad andare in bici, insomma, ecco, no. E diciamo che ti diverti tanto, tra l'altro. Sì, no, io mi diverto ad andare in bicicletta e soprattutto la ciclabile di Le Risorgive è l'unica ciclabile che ho inaugurato, ho perso il numero delle volte delle inaugurazioni che abbiamo fatto della ciclabile perché è stata accolta dal territorio con così tanto entusiasmo che ogni settimana facevamo l'inaugurazione. Esattamente, io sono venuto una volta sola però, una volta sola sono venuto perché ero già stanco la prima comunque. Prego. Albi, ringraziamo Filippo Arando e per i numerosi contributi con Sport di più, insomma ci rivedremo alle prossime puntate. Ciao Filippo e grazie. Ciao, grazie a voi, ricordo che veramente è stato un piacere per me partecipare a questa diretta, vi ringrazio dell'ospitalità ed è stato veramente bello condividere una serata di sport e di ciclismo con tutti voi, quindi attendendo il Giro penso che sia stata veramente una serata molto molto indovinata. Grazie ancora. Grazie a te Filippo e alla prossima, visto che ne abbiamo delle altre dirette in programma. Un saluto a Maurizio Marogna, la nostra guida in questa avventura ormai prossima. Sì, Ciao Maurizio, grazie. Grazie a voi, io sono sempre convinto che la cosa nasca cosa, quindi anche il fatto di aver condiviso insieme queste cose, anche tra persone che magari ci si conosce un po' per fama ma non per altro, quindi avremo modo di chiacchierare di più quando siamo insieme in bicicletta, perché secondo me questi argomenti qua saltano fuori e saltano fuori anche le idee e saltano fuori anche le risoluzioni dei problemi, quindi siamo persone disponibili. Ho visto che è stato molto piacevole anche l'incontro di stasera, ognuno ha detto la sua, la propria idea, quindi ben venga l'incontro che può diventare simpatico perché andiamo via in bicicletta e pedalando in bicicletta saltano fuori le idee. Sicuramente grazie. L'unico appunto che ti faccio, tu hai detto che mentre saremo in bicicletta si parlerà anche, ecco questo un po' mi spaventa, io di solito quando vado in bicicletta vado un po' in apnea, difficilmente riesco a parlare, quindi casomai pedale d'ascolto, dai. Questo per farvi capire... l'ossigeno, non preoccuparti, no. Questo per farvi capire che andremo piano. Va bene, dai, allora va bene, ok, benissimo. Okay. Grazie a te Teo per averci accompagnato, per essere stato al mio fianco questa sera. Ringraziamo ovviamente, li abbiamo già nominati prima, Alex, Pablo e Alessandra che sono dietro le quinte e Avelia per questa connessione. E appuntamento al prossimo appuntamento, scusate il gioco di parole, mercoledì prossimo parleremo di baseball, quindi altro sport
nobile che troverà su Verona un appuntamento importante ad agosto con gli europei di Under 23 appunto di baseball. Quindi appuntamento a mercoledì prossimo. Intanto grazie a tutti e buonanotte. Ciao!